È piena fase 3 in tutto il Veneto. Gli ospedali riuniti, Padova Sud, Madre Teresa di Calcutta, stanno progressivamente diventando Covid Hospital. Il dettaglio delle chiusure in corso lo condivide il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin. È chiuso il pronto soccorso, trasformato in, in punto di primo intervento e con la conseguenza della chiusura insomma un po' di tutti i reparti. Ne rimarranno aperti 4 che sono l'oncologia, la dialisi, il materno infantile e la psichiatria. Però noi ci siamo già organizzati e abbiamo già richiesto per lunedì un incontro del comitato dell'esecutivo del comitato. Chiedono un doppio accesso all'ospedale i sindaci per pazienti Covid e non Covid. La struttura è adeguata. Il problema, secondo i sindacati, è diverso. Purtroppo è una chiusura annunciata, sono mesi che noi abbiamo chiesto alla Regione e all'USL di assumere personale in previsione di una futura quarta ondata e puntualmente la quarta ondata è arrivata ma il personale non è arrivato. Si attende il concorso infermieri, spiegano i sindacati, la graduatoria per il personale OSS esiste già. Il piano di emergenza prevedeva una ripartizione tra i vari ospedali, continuano. Ai cittadini preoccupati si aggiungono le preoccupazioni di chi qui lavora. I lavoratori ovviamente stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà perché questa è la quarta ondata e 4 ondate sono complicate perché ricordiamoci che lavorano sempre bardati dall'entrata all'uscita ed è veramente complicato e mentalmente i lavoratori fanno grossa fatica. Dall'altra parte un territorio che è per l'ennesima volta senza la sanità. La riorganizzazione sta avvenendo in queste ore, disorientati i cittadini, disorientati gli operatori. Alla redazione segnalano casi diversi, come quello di un paziente in attesa di un esame Holter, prima accolto in ospedale, poi rimandato a casa, senza né un nuovo appuntamento né un'indicazione su come muoversi. La battaglia dei sindaci non si ferma qui, insomma noi continueremo a lavorare perché sia garantito il diritto alla salute dei cittadini che abitano questo territorio, che sono quasi 200.000 e che si servono appunto di questo ospedale per ogni necessità. A Schiavonia pronti da subito 12 più 4 posti di terapia intensiva, cui potrebbero aggiungersene altri 8 e 116 posti di malattie infettive. Anche all'ospedale di Cittadella sono pronti 18 posti di terapia intensiva e 54 di malattie infettive. Se si arrivasse alla fase 4 a questi ospedali potrebbe aggiungersi Piove di Sacco. Campo San Piero sarà l'ultimo, spiega il direttore sanitario dell'ULSS Aldo Mariotto, per garantire assistenza anche ai pazienti non Covid.